Amici di Sgaialand, siamo con la giornalista e scrittrice Francesca Visentin che, come avrete visto nei giorni scorsi dai nostri social, ha appena presentato il suo libro, grazie, Padova al femminile, una guida turistica per scoprire la città del Santo da un punto di vista inedito o comunque senz'altro da approfondire. Francesca, puoi anticiparci qualche cosa? Beh, intanto ci è appena arrivato un meraviglioso caffè alla menta qui a Pedrocchi, Verissimo. che è naturalmente una delle specialità del caffè Pedrocchi esclusiva e una delle caratteristiche padovane per eccellenza. Pedrocchi, caffè storico, caffè senza porte, è stato citato addirittura da Stendhal nella Certosa di Parma. E il caffè alla menta, ricetta la trovate poi dentro il libro, e è una particolarità che si fa solo a Padova e solo al Pedrocchi, per dirne una. E nella guida naturalmente, che si chiama al femminile per due motivi. Allora, principalmente perché io sostengo, e diciamo l'esperienza mia è questa, che Padova sia una città molto sicura per le donne da tutti i punti di vista, quindi ho voluto raccontarla anche in quest'ottica. E poi al femminile perché ho cercato di dare spazio a tanti ritratti, alle eccellenze, alla creatività femminile padovana, che è al top in moltissimi campi. Come vi ha anticipato Francesca, siamo effettivamente all'interno del Caffè Pedrocchi, quindi uno dei luoghi simbolo della città, il famoso caffè senza porte di Padova, che potrete trovare anche all'interno della guida. Hai qualche altra chicca, qualche altro aneddoto, segnalazione che vuoi farci e poi ci godiamo il nostro caffè alla menta? Certo, ma allora ne scelgo qualcuna così a caso, non cito ritratti al femminile, in questo caso, ma li scoprirete nel libro. Cito però un simpatico gattone, il gatto Fulvio, che anche questa è una caratteristica esclusiva di Padova, perché è il gatto che presidia la cassa del Cinema Lux a Padova, tanto che i registi e gli attori passano a fare le prime al Cinema Lux soltanto per farsi il selfie con il gatto Fulvio, che è diventato ormai quasi famoso quanto i leoni del Pedrocchi. È un altro influencer di Padova. Nel tuo libro citi anche blogger o comunque personaggi che raccontano la città. Dobbiamo dire che il gatto ha acquisito comunque un'importanza quasi pari. E allora, noi l'abbiamo già sfogliato, nell'articolo vi anticipiamo molte note che troverete anche attraverso proprio la prospettiva delle numerose professioniste e donne che hai voluto celebrare di Tutti Padova. i campi, dall'arte alla gastronomia, alla cultura, alla scienza, è incredibile, ma l'eccellenza a Padova, come peraltro anche in molti altri posti nel mondo, diciamo, è al femminile, quasi totalmente. E allora, io lo dico sempre, Francesca Visentin, scrittrice e giornalista del Corriere della Sera, è davvero una donna per le donne, quindi un libro prima di tutto per le donne, ma non solo, in realtà, e nonostante sia una guida turistica, possiamo dire che è anche per i padovani che pensano di conoscere già bene Padova. Ma insomma c'è anche Gaia però, Vabbè. tra le eccellenze padovane. Vabbè. L'ha detto Francesca Visentin, quindi non è troppo autoreferenziale. E allora, prima che si raffreddi troppo, ci beviamo il nostro caffè alla menta e ricordatevi Padova al femminile di Francesca Visentin.